Buongiorno a tutti. Rosolina Mare è stata interessata da un evento senza precedenti. 160 mm d'acqua in un'ora. Mamma mia. Un disastro, perché adesso la situazione sta rientrando perché abbiamo potenziato anche tutto il sistema di aspirazione acqua, però abbiamo ancora tanti allagamenti diffusi soprattutto sulla località turistica, oltre che al paese. Un disastro, come afferma il sindaco di Rosolina Mare, Michele Grossato. Dalle 7 di questa mattina e fino quasi alle 17 sul Polesine si è abbattuta una vera e propria alluvione. Solo nelle ultime 48 ore sono caduti 180 mm d'acqua. La pioggia ha allagato piazze, case e negozi, come vediamo anche nelle immagini di Nicola Brugiolo dalla pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. A tratti anche 30 cm d'acqua in attività commerciali e per le strade. La causa è stato un cosiddetto temporale autorigenerante che dal mare continua a muovere verso est, colpendo proprio le zone tra Chioggia, Rosolina e Porto Viro. Si tratta di fenomeni temporaleschi che si autoalimentano a causa del contrasto tra due masse d'aria con caratteristiche termiche e igrometriche differenti, una caldo-umida, presente alle basse quote, e un'altra più fredda e secca alle quote superiori della troposfera. Abbiamo allertato con il COC, abbiamo allertato il centro di protezione civile regionale, che hanno mandato aiuti e sono a contatto sia con il prefetto e sia con l'assessore regionale Bottacin, che mi ha già chiamato 2 volte. È una situazione abbastanza critica. Per fortuna non registriamo danni alle persone. Danni, tanti danni alle cose, ma fortunatamente per ora non si segnalano incidenti alle persone, né a Rosolina né a Porto Viro, come ci ha confermato il sindaco Valeria Mantovan, alle prese anche lei con decine di allagamenti. Nonostante la pioggia si sia placata, le previsioni non sono buone. Adesso ha smesso in questo momento, però le previsioni dicono che ci siano pioggia anche più tardi. Speriamo che si sbaglino. Ora si tratta di mettere in salvo quel che è possibile, aspettare che smetta prima di poter fare una stima dei danni.